Non a caso l'incontro l'abbiamo organizzato a Torri del Benaco, dove tutti noi ci ricordiamo ancora quello che è accaduto l'anno scorso. È stato un momento molto critico, devastante sia sotto l'aspetto della salute non solo dei nostri turisti, ma anche dei nostri collaboratori e dei cittadini di Torre del Benaco, e anche devastante, oserei dire, sotto l'aspetto dell'immagine, perché in quel momento, se ricordate bene, è stato colpito tutto il sistema Lago di Garda. Con queste parole il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni, ha aperto l'incontro voluto dalla sua associazione per parlare di acqua, di sostenibilità, di turismo e di ambiente, ricordando quello che successe lo scorso giugno quando il caso di norovirus portò tristemente alla ribalta nazionale tutto il lago di Garda. Si fa presto a dire acqua è il titolo dell'incontro, che ha riunito all'hotel Al Caminetto di Torri del Benaco tutte le persone che per il lago e sul lago lavorano. Federalberghi storicamente è sempre stata promotrice di tutte iniziative che hanno come oggetto la salute e la salvaguardia di quello che è il lago di Garda, sia in questo caso questa mattina per quanto riguarda l'acqua, e sia per tutto quello che riguarda l'ecosistema, l'ambiente, il territorio, la cementificazione, la sostenibilità. Dopodiché capita in un contesto dove è anche, diciamo, siamo ancora nella fase della preparazione prima dell'inizio della stagione. Quindi abbiamo un mese perché la stagione inizia ufficialmente il 4 di aprile, e quindi è anche l'occasione per dare degli spunti, dei suggerimenti ai colleghi albergatori associati di Federalberghi di quelli che sono i giusti e appropriati comportamenti per la gestione di quello che è l'acqua, sia per quanto riguarda l'acqua usata nelle nostre piscine, dei nostri hotel, quindi per quello che riguarda la balneazione, ma specialmente per quello che è l'acqua ad uso domestico. Erano presenti e hanno preso la parola il primo cittadino di Torri del Benaco Stefano Nicotra, il presidente di AGS Angelo Cresco, la direttrice del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ULS 9 Elisa Finco, il consigliere provinciale con delega all'ambiente Alberto Mazzurana, il vicepresidente della Comunità del Garda Filippo Gavazzoni, tra i sindaci in prima fila Daniele Bertasi di Bardolino e Paolo Formaggioni di Brenzone. Una giornata nata per presentare l'accordo fatto a beneficio degli associati con WeBiotech, un'azienda veronese che commercializza una tecnologia in grado di rendere l'acqua sicura e al contempo di rispettare l'ambiente, e che permetterà agli albergatori di dotarsi di questo sistema in modo semplice e a prezzi vantaggiosi. Una giornata che è diventata poi l'occasione per sedersi tutti insieme e parlare della sicurezza del lago e di chi sul lago ci vive e ci trascorre le vacanze. È così intervenuto il neorieletto presidente di Azienda Gardesana Servizi Angelo Cresco, che oltre ad aver fatto il punto sul collettore del Garda, ha spiegato l'intervento di AGS all'indomani del caso di norovirus. Abbiamo utilizzato e stiamo utilizzando, devo dire, la tecnologia più avanzata possibile, in contatto diretto con l'ufficio dell'USL, e prevediamo 2 macchinari uguali, perché vogliamo che se per caso se ne rompe una, l'altro immediatamente torni in funzione. Abbiamo fatto un grande sforzo, è costato 3 milioni, ma abbiamo voluto dare la garanzia totale ai cittadini, agli abitanti e ai turisti che frequentano il lago. Presente il consigliere provinciale con delega all'ambiente Alberto Mazzurana, a sottolineare come la promozione turistica non possa prescindere dalla tutela ambientale. La provincia di Verona, tra le sue prerogative, ha l'ambiente, oltre alla viabilità alle scuole. È un tema sul quale noi lavoriamo molto, lavoriamo in sinergia con i comuni, con i territori. Abbiamo sia un ruolo di verificatore, ma anche di aiutare i comuni nelle scelte corrette. Parliamo di ambiente, parliamo di gestione dei reflui, parliamo di acque, parliamo di urbanistica, quindi sono dei temi importantissimi sul quale la provincia cerca di affiancare i comuni nelle scelte corrette. A prendere la parola per raccontare come stia il lago di Garda è stato poi il vicepresidente della comunità del Garda, Filippo Gavazzoni, che ha detto che la qualità dell'acqua è molto buona, eccellente addirittura, e che non mancano però le criticità. Credo che la parola chiave, ha detto Gavazzoni, oggi debba essere rinaturare.
È stata poi la volta di una sorta di lezione dedicata agli albergatori sulla gestione dell'acqua delle piscine, tenuta da Alberto Rossignoli e Claudio Beati della Rossignoli SNC e Sutter Professional. A chiudere la giornata la presentazione della convenzione stipulata con WeBiotech. A presentare le caratteristiche di questa tecnologia e i contorni della convenzione Matteo Stefani e l'ingegner Adriano Marin. Abbiamo pensato di stringere questo accordo, ha concluso De Beni, per offrire a tutti i nostri associati uno strumento in più di garanzia e sicurezza. Il lago è il nostro centro e questa è solo una delle tante iniziative che abbiamo deciso di mettere in campo in quest'anno in cui ricorrono i 50 anni di vita della nostra associazione.